Presidente Tajani, lei in visita in Friuli Venezia Giulia. Il Friuli Venezia Giulia, cosa si può aspettare dall'Europa? Ma certamente una grande attenzione e una difesa del suo sistema produttivo. Abbiamo delle nuove norme antidumping che proteggono dall'offensiva della produzione cinese, per esempio nel settore dell'acciaio, la nostra industria dell'acciaio e quindi anche l'industria dell'acciaio del Friuli Venezia Giulia. E poi la nuova politica commerciale che permetterà a prodotti di alta qualità, pensa al prosciutto San Daniele, di poter essere esportati in nuovi mercati e occupare uno spazio che oggi è occupato da chi è fintamente prodotto italiano. Penso all'Italian Sounding. Aprendo nuovi mercati si ridurrà lo spazio dell'Italian Sounding e arriverà il vero Made in Italy di qualità, qual è per esempio il San Daniele. Perché quando si parla di infrastrutture si guarda sempre all'Europa? Una questione solamente di finanziamenti oppure anche di progetti? Tutte e due le cose. Io quando ero commissario ai trasporti ho finanziato anche quella parte delle reti transeuropee che collegavano il Friuli Venezia Giulia alla Slovenia. Adesso però bisogna fare di più, sia per quanto riguarda le reti transeuropee e allargare alcuni progetti, prolungare alcuni progetti, ma anche in Italia. L'alta velocità non può essere un privilegio che riguarda soltanto l'Italia occidentale e limita la raggiungibilità di alcune parti dell'Italia orientale, sia a nord che a sud. Insomma, non possiamo non avere l'alta velocità che raggiunge Taranto e Brindisi e Udine e Trieste non possono essere allo stesso livello oggi di Taranto e Brindisi perché sono irraggiungibili dall'alta velocità. Se l'alta velocità si ferma a Mestre significa arrecare un danno enorme ad una regione che rappresenta un fiore all'occhiello della politica industriale italiana, ma rappresenta anche una straordinaria opportunità per la crescita turistica non solo regionale ma dell'intero paese. Ma se non si mettono i turisti nelle condizioni di avere le infrastrutture adatte sarà difficile far crescere le presenze turistiche. È frequente la cattiva abitudine di alcune regioni italiane di non riuscire a spendere interamente i fondi europei? Purtroppo sì, manca la capacità di progettare, manca la capacità di trovare cofinanziamenti e moltissime regioni italiane e anche il Friuli Venezia Giulia, non per tutti i fondi comunitari, ma per alcuni avrebbe potuto certamente fare di più. Per accedere ai fondi comunitari, un imprenditore a chi si deve rivolgere? Alla Camera di Commercio, a un parlamentare? Cioè qual è il filo diretto? Perché il Parlamento europeo viene comunque visto come qualcosa, soprattutto nelle regioni forse più piccole. I fondi comunitari sono di due tipi, quelli che vengono erogati attraverso gli Stati nazionali, quindi attraverso le regioni, quindi bisogna rivolgersi alla regione per partecipare a bandi regionali con fondi europei, oppure ci sono bandi che vengono emessi direttamente da Bruxelles e bisogna partecipare a quei bandi. L'importante è avere la conoscenza e la capacità di partecipare in maniera attenta a quel bando, soprattutto all'inizio per quanto riguarda gli aspetti formali, perché molti italiani sbagliano nella forma, nella partecipazione al bando e così vengono tagliati fuori. Serve cambiare mentalità, serve avere anche degli studi, non imbroglioni che cercano di guadagnare facendo gli intermediari, che spesso non portano a casa niente, ma avere degli studi professionali, come c'è il commercialista, come c'è l'avvocato, ogni impresa dovrebbe avere un esperto al quale rivolgersi per preparare i bandi e poi anche le amministrazioni locali dovrebbero avere o un consigliere o un ufficio, un assessore dedicato a seguire quello che accade in Europa, perché il rapporto deve essere costante, la conoscenza deve essere approfondita e devono anche esserci relazioni dirette tra l'ente locale e quindi la realtà imprenditoriale locale e l'Unione Europea. Insomma, serve più conoscenza. Naturalmente ci sono degli uffici anche di rappresentanza che operano molto bene a Bruxelles, penso a quelli di Confindustria o di altre organizzazioni, Confagricoltura, Coldiretti, che sono presenti e danno informazione sui territori, ma credo che si debba fare un salto di qualità e poter lavorare meglio anche con una rete informativa legata al territorio per permettere a tutti di poter partecipare ai bandi comunitari
ma ripeto, serve anche la qualità, non basta la partecipazione, serve partecipare con progetti di qualità. Se parlo di fake news, cosa le viene in mente? Mi viene in mente quello che oggi ha deciso la Commissione europea, ha lanciato una strategia per bloccare notizie false che creano danni, creano allarme e a volte sono utilizzate da Stati membri o da organizzazioni terroristiche, perché sono tante le organizzazioni che puntano a condizionare l'opinione pubblica pubblicando delle notizie che poi non sono veritieri. È capitato, per esempio, per quanto riguarda i vaccini, certo la salute deve essere tutelata, ma bisogna stare attenti a non credere a tante notizie allarmistiche sui danni che fanno i vaccini. Io ormai ho figli grandi, ma li farei vaccinare. Io mi vaccino per tutto e godo di ottima salute, non mi sono quest'anno neanche preso l'influenza, quindi tante volte girano notizie false, ma dobbiamo proteggere i nostri concittadini con una seria politica che blocchi le fake news, come serve oggi, visto che poi voi siete un importante operatore nel digitale, avere delle buone regole, non tante regole, ma delle buone regole che garantiscano la libera concorrenza nel digitale e che tutelino anche i piccoli rispetto ai grandi, perché i giganti del web non pagano tasse o ne pagano pochissime, creano pochissimi posti di lavoro e si portano tutti i soldi in America o in Cina, mentre magari sono altre imprese che operano nel web che invece difendono anche la nostra identità italiana ed europea, che rischiano di subire una concorrenza sleale e imprese come la vostra non riescono poi a competere come potrebbero e come meriterebbero. Quindi servono delle buone regole che permettono a tutti di essere protagonisti nel mondo del web, tutelando anche i cittadini, perché dobbiamo proteggere i giovani. Basta pedopornografia via digitale, basta organizzazioni terroristiche che arruolano aspiranti assassini attraverso il web, basta propaganda dell'ISIS. Invece questo straordinario mondo deve essere un mondo che favorisce la crescita, favorisce le opportunità, favorisce la libertà. Ecco perché servono alcune poche ma chiare regole. Euro, lira. In campagna elettorale non c'è campagna elettorale in cui qualcuno non dice che bisognerebbe tornare alla lira perché con l'euro ci si indebita, tutto costa il doppio. Ovviamente la tua posizione è a favore dell'euro. Vuole spiegarla a chi invece si illude che tornando alla lira tornerebbe ad avere il doppio dello stipendio? Io credo che l'Italia abbia trattato male l'ingresso nel sistema dell'euro. Forse la lira poteva valere un po' di più. Detto questo, oggi sarebbe pericolosissimo uscire dall'euro perché avremo un'inflazione galoppante, tutti i nostri debiti li dovremmo pagare in euro e non li potremo pagare in lire. Teniamo conto anche che grande parte del debito pubblico italiano è in euro e è nelle mani di paesi non diversi dal nostro. Basta poi chiedere a qualsiasi piccolo e medio imprenditore se preferisce tornare alla lira o conservare l'euro. Detto questo, che poi servirebbe una diversa politica monetaria da parte della Banca Centrale Europea, Draghi secondo me ha fatto bene, però le regole oggi sono ancora troppo anguste, dovremmo avere una vera banca centrale che in caso di necessità possa stampare moneta per favorire la crescita economica. Un po' lo ha fatto Draghi con quello che si chiama il quantitative easing, cioè ha immesso denaro nel mercato, però è una scelta giusta ma limitata che ha dato fiato all'economia italiana, alle imprese italiane, ma non è sufficiente. Una vera banca centrale come la Banca degli Stati Uniti o come la banca cinese aiuterebbe di più l'economia, perché la politica monetaria è uno strumento a sostegno, o dovrebbe essere uno strumento a sostegno dell'economia reale, cioè dell'industria, delle piccole e medie imprese, dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio. Uscendo dal panorama europeo, siamo in attesa di un governo nazionale. Se dovesse fare una previsione
Perché forse qui ormai si parla più di previsioni che di intuizioni. Sarebbe un mago per fare la previsione. Io Allora faccio dico quello che sarebbe giusto avere in Italia un governo di centrodestra, a guida centrodestra, con un primo ministro di centrodestra, che possa, come accade in Spagna, prendere in Parlamento il consenso di altre forze punto per punto. Il punto per punto è il programma che è stato premiato dal 37% degli elettori italiani, che hanno votato il programma del centrodestra unito. Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia e Noi per l'Italia. Un unico programma, con quell'unico programma noi dovremo presentarci anche in Parlamento e chiedere di poterlo realizzare alle diverse forze politiche che credono in quei progetti. Ciò detto, la maggioranza come arriva? La maggioranza bisogna andare a cercare in Parlamento di volta in volta per la realizzazione di alcuni progetti. E lei è fiducioso? Vediamo che cosa accadrà. Io sono fiducioso soprattutto nel Presidente Mattarella, che è uomo di grande responsabilità, di grande serietà, abile nel saper sciogliere i nodi anche più intricati, come sembrano quelli che abbiamo di fronte in queste settimane. Per quanto riguarda invece Forza Italia, è un partito che sembrava un attimino in difficoltà, poi ogni volta che arriva Berlusconi da qualche parte si vede bagno di folla e tutti che vanno ad applaudirlo. Lo stesso sicuramente con tanti altri leader, insomma, anche il suo viaggio le avrà dato soddisfazioni. Come spiega il fenomeno Forza Italia? Ma guardi, è dal 94 che ci danno sempre sul letto di morte. Forse questo, ma voi vederci sempre visti sul letto di morte porta bene, perché comunque a volte godiamo di ottima salute, a volte di buona salute, a volte sopravviviamo, però fatto sta che c'è bisogno nel nostro paese e direi anche in Europa, per avere un'Italia più credibile in Europa, di un movimento politico come quello di Forza Italia, un vero movimento che punta sull'Italia che produce, sull'Italia che lavora, per costruire lavoro anche per chi non ce l'ha, che crede nei valori fondamentali della nostra società, un movimento di ispirazione cristiana e liberale che punta a risolvere i problemi. Le promesse servono a nulla, bisogna risolvere i problemi e noi abbiamo in Italia 3 problemi: immigrazione clandestina, disoccupazione giovanile, anche in questa regione troppo alta, sicurezza dei cittadini. Su queste 3 cose bisogna dare il massimo di noi. Lo si può fare, sono obiettivi raggiungibili. Le promesse che sono state fatte in campagna elettorale, che stiamo facendo anche in questa campagna elettorale, sono più impegni che promesse, perché sono impegni che si possono trasformare in risultati concreti. L'immigrazione il governo di centrodestra la bloccò con l'accordo che venne fatto con Gheddafi, la sicurezza la garantimmo ai cittadini rinforzando la presenza del poliziotto e del carabiniere di quartiere. Oggi c'è l'offensiva terroristica, dobbiamo restare in guardia. Per fortuna, grazie all'impegno delle forze dell'ordine, carabinieri, polizia, guardia di finanza e anche polizia penitenziaria per quanto riguarda il controllo della radicalizzazione in carcere e dei nostri servizi di intelligence, siamo riusciti a prevenire gli attacchi del terrorismo. E di questo dobbiamo dire grazie alle forze dell'ordine, alle quali però dobbiamo anche garantire la possibilità di poter agire e operare nelle migliori condizioni possibili, economiche ma anche morali. La ringrazio, Presidente. Grazie a voi.